abbiamo creato dei gruppi di lavoro che ciascuno esprimesse la sua cultura professionale, per esempio i pastori con i pastori, i contadini con i contadini, i vignaron con i vignaroli, e così via, chi coltivava le diverse professioni o l'artigianato, eccetera. E quindi erano divisi in gruppi di interesse culturale ben differenziato, e quindi nella sezione che aggregava i viticoltori, avevamo fatto un'indagine per vedere, perché ambivamo ad avere la denominazione DOCO su una zona delimitata della Malvasia di Borsa, sì, che aveva già un nome antecedente, già dal Settecento. C'era un ditirambo di un gesuita, questo palazzo che vedete qui all'ingresso, in piazza Carmine, c'è il comune, era attaccato alla chiesa, sì. Lì era il convento dei gesuiti, e lì avevamo trovato questo ditirambo che confrontava. Se lo ricorda? Sì, l'ho raccolto tra le documentazioni. Che diceva comunque qual era il senso? Che paragonava, iniziava nominando tutti i vini d'Italia, conosciuti o anche esteri, anche francesi, spagnoli, eccetera, e poi finiva alla Malvasia di Borsa, li supera tutte. Intuizione già dal 720, e questo era un documento che avevamo trovato in una soffitta di questo palazzo che stava restaurando per la prima volta, che era proprietà del comune, e lì avevamo proprio la prima sede del centro di cultura popolare del nulla. E quindi ne ero venuto in possesso di questo, ed era uno dei documenti che adesso stiamo su richiesta di tutti i paesi che fanno parte di questo microclima, di questa zona delimitata per la coltivazione della Malvasia. Stiamo facendo una specie di monografia dove raccogliamo tutti questi documenti. E che poi sono cinque comuni che non hanno però l'interezza del territorio, però solo quelli esposti, diciamo, a sud-ovest. Prendi una sedia. No, già ce l'ho. Volete del caffè? Grazie, l'ho appena preso al bar in piazza. Siete capitati proprio nel carnevale. Adesso lo vedranno appena usciamo. Sì. No, ma ha detto lei che non si vede il carnevale di Bosa, bisogna averlo. Perché ieri gli ho detto che il carnevale di Bosa non è tanto da vedere, ma bisogna averlo. Anche. Bisogna averlo. Nella nostra cantina di Paragone, si chiamavano Spacci di Paragone, che autorizzava a ogni viticoltore di vendere i propri vini in un Paragone si chiama? Paragone. Perché era una licenza particolare. Perché non era commerciale, però autorizzava la vendita ai contadini. Esistono ancora, credo. Cioè la mescita ancora, la legge non è stata mai abolita. Poteva essere anche altra roba, potevano essere patate o carciofi, era legato al mondo agricolo. Vanna e Giamaichele l'hanno trasformata, ampliandola per avere anche un dessert, diciamo, diverso solo dalla Malvasia di Borsa, ma anche da altri vini di qualità. Senta, signor Colombo, se l'aspettava questo riconoscimento così a una vita così forte? Io non ho mai ambito ad avere diplomi. Adesso fa il modesto, però è arrivato, come l'ha presa?
Ma mi è arrivato di sorpresa perché non ci ho capito niente. Come adesso per esempio mi hanno mandato c'è poco da dire, ti ha detto lei ha fatto il vino perfetto, ha detto 20 su 20, unico. Sì. Allora il problema è che fare adesso, più di così che pare che i componenti della commissione siano 20. Quindi la sorpresa non se l'aspettava questa. Io non mi sono mai dedicato a conoscere tutti questi dell'organizzazione, dove è diventata una cultura, la cultura del vino, che ha invaso, nella globalizzazione del mondo, ha invaso tutto il mondo.